Il presidente della regione Luca Zaia si dice soddisfatto della riapertura del Tribunale di Bassano del Grappa all'interno di un piano di riforma. Si tratta di un segnale positivo, afferma, è importante, qua in linea con la visione attuale di un territorio in crescita. Tale situazione richiede la presenza di tutti i servizi necessari in un'area produttiva, in questo caso toccata dalla nuova strada pedemontana veneta. Secondo il presidente, la presenza di una sede giudiziaria nella regione corrisponde alle necessità concrete della popolazione e contribuisce a creare un rapporto più vicino tra l'amministrazione della giustizia e i cittadini. Il Presidente ha anche evidenziato che la prossimità geografica delle sedi giudiziarie è fondamentale per creare una percezione di amministrazione della giustizia vicina ai cittadini. Ha concluso il suo intervento affermando che la Regione del Veneto è pronta a fare la sua parte per supportare la riapertura del Tribunale di Bassano del Grappa, rispondendo così alle aspettative di molti cittadini, imprenditori e professionisti forensi che vedono questa iniziativa come una necessità concreta. Ricordiamo al presidente Zaia che anche Chioggia si è vista privata di un tribunale attivo. Anche a Chioggia la presenza della sede del tribunale risponderebbe alle concrete necessità della popolazione. Anche a Chioggia contribuirebbe a creare un rapporto più vicino tra l'amministrazione della giustizia e i cittadini. Ci augureremmo che la Regione Veneto si dimostri pronta anche a Chioggia, facendo la sua parte per supportare la riapertura del nostro tribunale, rispondendo così alle aspettative di molti cittadini, imprenditori e professionisti forensi che vedrebbero questa iniziativa come una necessità concreta. Allora siamo alla Camera, la pescheria della Camera. No, la novità è le ostriche. Praticamente c'è una nuova confezione, come potete vedere dall'immagine, costa 15 euro al chilo, sono una decina di ostriche, il prezzo è buono e sono veramente ottime. Una novità tecnologica, aprire le ostriche non è facilissimo, queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostrica che è stata già lavorata, c'è un prodotto organico, quindi assolutamente che non dà nessun problema, e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che, come potete vedere, rende facilissima l'apertura dell'ostica.